È stato presentato vuente, sede di Undin de Region, il sito web multilingual dal Consiglio regionale. Un progetto indrecciato a rinforzare le lingue minoritarie che rappresentano un tassello importante in difesa delle autonomie regionali. Ha sottolineato l'assessore regionale lingue minoritarie Pierpaolo Roberti e il presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin. Sin qui per presentare il sito dal Consiglio regionale, una presentazione che non splasso lavoro proprio perché contiene il Furlan, la nostra lingua mari, e tutto il sito è praticamente una visita virtuale al Consiglio regionale, che sono spiegate le funzioni del Consiglio regionale, ma anche poi dal Consiglio regionale, che sono un lavoro interessante. Tante volte secco che in Friuli non si usa la Trieste magari per via di edifici, ma il caso proprio di dare un tour virtuale anche su internet proprio per via delle caratteristiche di un posto che alle volte non si conosce bene. Se di tali funzioni, ma se di anche proprio tali caratteristiche artistiche che sono un lavoro interessanti e quindi dai arazzos al mosaico a tutta una serie di situazioni che si invidi a scoviersi proprio perché è un bel tour. In Regione abbiamo presentato il primo sito del Consiglio regionale in lingue minoritarie, sono il Furlan, il tedesco e il sloveno. È un atto di amore per le nostre lingue, per le nostre specialità. Il Consiglio regionale, il Presidente, è sempre d'onghe a fare in Furlan, in sloveno e in tedesco, perché questo vuol dire essere autonomi, vuol dire speciali, vuol dire in qualche modo avere in mano il nostro futuro.